Eccoci qua cari telespettatori, riprendiamo l'appuntamento consueto settimanale in un modo o nell'altro, quindi non solo parliamo di ma vari diversi spazi di approfondimento in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto. Tante sono le tematiche che riguardano i pensionati, gli anziani, tante sono le questioni che l'FNP di cui si prende carico e cerca di dare delle possibili soluzioni o perlomeno va in trattative e in discussioni con le parti istituzionali governative. Ci sono anche delle ricerche molto interessanti che sono state condotte, che sono giunte anche a un epilogo, ne avevamo accennato tempo addietro. E allora questa volta andiamo a sviluppare, a raccontarvi una cosa molto interessante, la ricerca caregiver in Veneto, avere cura di chi ha cura. I caregiver sono quelle persone che aiutano il proprio genitore, a volte figlio se ha la disabilità, insomma normalmente una persona più anziana che non è più autosufficiente o per patologie o per varie situazioni o per vecchiaia e che si dedicano anima e corpo a questi. E cosa succede? Ne risentono sotto vari profili. Allora io vi presento i nostri interlocutori. Allora, collegato qui con noi innanzitutto ben ritrovata Tina Cupani, segretaria generale dell'FNP del Veneto, grazie di esserci. Grazie a voi, ben ritrovati a tutti. Ben ritrovata. In studio l'immancabile Maria Trentin, FNP del Veneto, ma fa parte della consulta, si occupa anche di cose molto significative, del tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari, giusto a livello nazionale. E quindi si prodiga da questo punto di vista. Chi invece si occupa della ricerca è il dottore qui presente e ricercatore Francesco Peron, grazie. Una ricerca fatta con chi? Assieme al mio collega, il dottor Stefano Del Pracaputo, e ovviamente per l'FNP CISL del Veneto, che appunto con cui collaboriamo ormai in maniera abbastanza continuativa. Infatti. Allora, dopo vi spieghiamo bene la ricerca. Segretaria Cupani, più volte lei si era espressa nell'importanza di avere dei risultati e voi ci tenete a avere risultati tangibili, concreti per poter attuare un dialogo, un confronto, fare delle richieste concrete. In questo caso qua come nasce questa idea? Noi è dal 2022 che attenzioniamo tutta la questione che riguarda la demografia in Veneto, con un'attenzione particolare a quello che poi deve essere l'impegno nostro come sindacato politico e anche sociale nel territorio affinché questo tema non passi, come spesso sta accadendo in questi ultimi tempi, in secondo piano. Noi abbiamo ragionato sulla non autosufficienza, sul mondo dell'anziano a 360 gradi, quindi la questione delle badanti, la questione delle case di riposo. Adesso ci siamo concentrati sul tema dei familiari che si dedicano con il lavoro di cura per assistere i propri familiari. E quindi abbiamo la consapevolezza che rispetto a tutto questo c'è la necessità che ci sia un approccio integrale, un approccio sociale di tutta la comunità e di tutta la politica, perché le famiglie si sentono sole, si sentono abbandonate e il lavoro che stiamo facendo come FNP a livello regionale e sul quale stiamo appunto approfondendo con dati come quelli che emergono dalla ricerca è anche dare un senso alla proposta che noi stiamo portando avanti sia a livello nazionale nella richiesta di accelerare i tempi per la definizione di una legge sui caregiver, ma anche a livello regionale perché la legge sui caregiver diventi una realtà normativa all'interno della nostra regione. Perché il percorso deve essere strutturato, queste persone devono sentirsi tutelate, integrate in un sistema sociosanitario a livello regionale e per poter poi accedere ai servizi e sentirsi comunque protette dal sistema e non lasciate sole. Bene, tra l'altro appunto questo vuol dire concretamente per voi che ci ascoltate avere anche un aiuto economico, non soltanto, oppure da parte delle istituzioni sotto vari profili. Aiuto anche di servizi, di servizi, non è solo bravissima, economico. infatti, perché il caregiver si ammala, quello è il problema.
oltre a volte a non poter lavorare. E allora questa ricerca chi l'ha fatta, come è stata, diciamo, il target di riferimento, chi ha risposto a quali domande, quindi vediamo un po' di inquadrarla e spiegarla ai nostri telespettatori. Beh, è una ricerca che in realtà è ormai un po' che la portiamo avanti, nel senso che poi c'è stato anche tutto un momento di costruzione del questionario, e l'idea era quella, magari a differenza delle precedenti ricerche dove c'eravamo più concentrati su quelli che erano i numeri, era più una ricerca di ascolto. Diceva prima all'inizio la segretaria, cercare di capire anche quali sono i bisogni, e quindi abbiamo immaginato questo questionario che è stato distribuito agli iscritti di FNP CISL del Veneto, quindi un target poi di rispondenti di 500 persone, quindi un ottimo campione, 500 caregiver proprio che hanno avuto l'esperienza. Quelli che si prendono cura di chi ha bisogno, in famiglia per lo più. E distribuite poi appunto su tutto il territorio del Veneto. Anche qui vediamo una prima immagine appunto di chi si prendono cura i caregiver. Forse un dato interessante è che l'82% dei nostri rispondenti di questo campione si occupa di una persona, e sostanzialmente chi è questa persona è una dei due genitori. Questa era una prima informazione, per esempio. Anche perché ci troviamo pensionati che si occupano dei propri genitori pensionati a loro volta. Assolutamente, questo era ovviamente implicito nel nostro target, nel senso che la distribuzione era tra gli iscritti di FNP, ma è anche una conseguenza della demografia. Nelle ricerche precedenti abbiamo visto questa popolazione che invecchia velocemente, e questo è proprio una delle caratteristiche: persone che vivono sempre più a lungo, ma quindi figli che diventano anziani, che devono curare, poi devono prendersi cura ovviamente di genitori ancora più anziani per un periodo sempre più lungo, fino a che è lo stesso figlio che inizia ad aver bisogno di un aiuto esterno. Assolutamente. Voi vediamo anche l'altra slide, perché per capire questi caregiver dove è l'impegno settimanale che viene richiesto. Questo no? È un grande tema, nel senso che ci ha stupito anche un po' il dato, ed è un dato che si legge anche in maniera abbastanza complessa, perché più di un quinto dei nostri rispondenti si occupa, ha un impegno di caregiver settimanale di oltre 40 ore. Questo vuol dire un lavoro a tempo pieno, ma questo vuol dire anche un'altra cosa, che probabilmente la persona con cui si è assistito è in casa, molto probabilmente. Infatti vediamo anche subito lo spaccato successivo che si capisce dove eccole qua. Esatto. La maggior parte, il 47,5%, convive nella stessa casa. 1 su 2 convive nella stessa casa, e quindi questo poi ha ovviamente anche un impatto sulla salute della persona, perché sì. Avere a che fare con quella persona, avere la cura di quella persona H24 ovviamente ha un impatto importante. È interessante un altro dato comunque, che un 10% ci dice che abita in un'altra città, e anche questo è un altro rovescio della medaglia. E sono sempre caregiver? Assolutamente, questi sono i 500 rispondenti che si sono dichiarati caregiver. Quindi abita in un'altra città, vuol dire che la persona fa spola tra una città e l'altra, deve fare spola perché altrimenti non riesce, e sono un numero importante. Ma anche il fatto di abitare nella stessa città ma non essere vicini, perché un 33,2% abita nelle vicinanze, e lì può essere abbastanza agevole. Ma non abitare nelle stesse vicinanze. 10%. E se lo incrociamo poi col dato di prima, appunto quel 40 ore a settimana, oppure comunque tra 10 a 20 ore a settimana, che comunque vuol dire, se noi lo dividiamo per 7 giorni, perché poi l'impegno del caregiver non è da lunedì a venerdì, è un impegno di 7 giorni su 7, comunque risultano un paio di ore al giorno. Certo. Per un altro quarto dei nostri rispondenti, quindi si capisce bene che se poi devo anche organizzarmi per uscire di casa, spostarmi dall'altra parte della città o cambiare addirittura città, insomma, certo. tutto quello che ne Qua è consegue. interessante anche una cosa, che molte persone non sanno di essere caregiver, ma lo fanno, perché questo termine, che non è consueto eccetera, sembra quasi che sia una professione. Faccio, ma no, ma non faccio badante, assistente, non ho preparazioni, non ho diplomi, non ho niente, aiuto, supporto, faccio quello che devo fare, e in realtà Perché è un lavoro. Queste sono azioni consolidate, e quindi è una... Non codificate. Non codificate, è sempre stato così, no? Mentre invece se pensiamo a fare i caregiver in una famiglia numerosa un tempo, e una famiglia di quelli di adesso, magari con un figlio solo, con quattro genitori, diventa una cosa completamente diversa. Sì. Il problema qual è? Il problema è quello di far sì che questa situazione
venga a galla e che si trovino risposte quantomeno per le situazioni più difficoltose. Per esempio il dato di chi lavora 40 ore a fare i caregiver settimanalmente. Non può neanche lavorare? No, non può lavorare, ma cosa vuol dire da un punto di vista fisico? Cioè, della segregazione in casa, perché diventa prigioniero in casa. Quindi sarebbe importante rendere molto evidente tutte queste problematiche, ed è la cosa che stiamo cercando di fare, per poi vedere quali soluzioni possiamo trovare. Ecco, io so che la convivenza è un tema che è di discussione sul tavolo tecnico nazionale. Allora, io credo che inviterei gli ascoltatori a tenere presente la parola caregiver, perché ne sentiremo parlare tantissimo sto periodo, perché c'è un iter nazionale con delle grosse difficoltà proprio su questa questione della convivenza. Ma si parlerà di una legge nazionale e quindi ciò che verrà discusso lì a ricaduta finirà sulle famiglie, e quindi è importante anche non sottovalutare il tema, ascoltare anche per farsi un'idea, per rendersi conto che alla fine richiedere una legge vuol dire riconoscere che fai un lavoro per la tua famiglia ma anche per la società, perché le istituzioni non riescono a dare risposta. Secondo, che hai diritto anche tu a una vita, hai diritto ad essere curata se hai periodi perché si ammalano così, infatti adesso vedremo dalla ricerca. Volevo però riprendere, perché sarà la questione più delicata da affrontare, la questione della convivenza. Allora, i dati nella slide precedentemente, noi vedevamo circa un 50% di questi caregiver dichiarati. Vediamo infatti la slide, se la possiamo rimettere in onda. Che sono conviventi. Eccola qua. Il resto sono in qualche modo fuori, più o meno vicini, ma in qualche modo fuori. Allora, se nella legge passano alcuni diritti per i caregiver conviventi, noi tagliamo completamente fuori la metà di queste persone. La nostra posizione è che i caregiver devono andare dentro tutti, a una legge che li tuteli, e poi vedrò le differenze, metterò paletti, aiuterò chi ha più bisogno, troverò 1000 forme, ma i caregiver devono essere tutti riconosciuti perché fanno un lavoro sociale. Sì, non c'è però, sì, giusto, infatti questo è vero. Allora, abbiamo la pubblicità, volevo anche aggiungere un'osservazione, perché quando uno lavora ha la possibilità di essere inquadrato con una legge che gli consente di prendersi delle ore per seguire. Proviamo a pensare, uno che cura un anziano per 8-10 anni medi, un allettato, che deve alzarlo, girarlo o altro. Se sono in casa di riposo, se sono una badante, l'INAIL in qualche modo mi tutela da infortuni o altro. Una badante no, un caregiver familiare no. Dico per esempio una banalità. No, ma infatti si ammalano molto di più. Entriamo anche nel merito di chi sono questi caregiver. Quindi c'è bisogno di essere molto attenti, di avere paletti fermi. Questo per esempio della convivenza è un paletto che va respinto perché tutti devono star dentro, e l'altro grande problema è preferibile dare servizi piuttosto che soldi, che poi sono lì. Si perdono, certo. Fra virgolette si perdono, non è proprio così il termine giusto, però è meglio dare sostituzioni di sostegno, l'infermiere qualche volta in più a casa, cioè servizi pubblici. Sì, allora questi sono tutti aspetti che devono essere ancora discussi, attenzione, non sono dati di fatto. Pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme.